dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati a questa nuova edizione del TG, ma partiamo dai titoli. La Regione è pronta ad impugnare davanti alla Corte Costituzionale il decreto sulla sanità. Il provvedimento varato dal governo Conte avrebbe invaso la competenza in materia sanitaria. Operazione Quinta Bolgia, chiuse le indagini nell'inchiesta della DDA di Catanzaro, coinvolte 22 persone, fra dipendenti dell'ospedale di Lamezia, funzionari dell'ASP di Catanzaro e politici, tra cui l'ex deputato Galati. Il Sud accelera sul reddito di cittadinanza, in Calabria oltre 50.000 le domande presentate, pari al 7% del dato nazionale. Estradato dalla Spagna, Giuseppe Di Marte, arrestato il 6 marzo scorso in compagnia di un altro latitante, Rosario Grasso, era fra i ricercati nell'ambito dell'operazione Ares. La denuncia delle associazioni: manca un farmaco fondamentale per il trattamento dei malati di Parkinson. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo di sanità, perché mentre l'ex commissario Massimo Scura contesta i dati sui LEA e sul disavanzo e chiede al governo di ritirare il cosiddetto decreto Calabria perché fondato su dati non veritieri, la Regione ha affidato ad un pool di giuristi il compito di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale. Ma vediamo i nostri servizi. Mentre l'ex commissario Massimo Scura racconta ai calabresi che i conti che hanno spinto il ministro Grillo a chiedere un decreto speciale per la sanità della regione non sono veritieri, nel senso che non rispecchiano appieno la verità delle cose, oggi a Roma si tiene un'altra riunione per capire come muovere la macchina. Si tratta dell'ennesima necessaria, indispensabile ricognizione per capire le reali esigenze delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione, ad iniziare dal personale. Senza medici e infermieri i reparti rischiano il blocco, ma ad oggi non ci sarebbe una stima del reale fabbisogno. La confusione al momento regna sovrana perché ancora non si sa chi deve fare cosa. Negli ospedali calabresi i problemi rimangono in attesa che il decreto varato dal governo giallo-verde possa davvero risollevare le sorti di un settore in affanno. Ma a proposito del decreto, oltre ai rilievi mossi da Scura, che parla di una militarizzazione della sanità e che, lo ricordiamo, contesta i dati sui LEA e sul disavanzo, la giunta regionale presieduta da Mario Oliverio è pronta a sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Per Oliverio il decreto sulla sanità varato dal governo Conte avrebbe invaso la competenza della regione in materia sanitaria ed impugnare il decreto sarà un pool di professori e giuristi che cercheranno di dimostrare come il provvedimento voluto dalla ministra Grillo sia illegittimo e anticostituzionale. La Costituzione lo prevede, c'è un articolo, il 127, che riguarda proprio questo contenzioso fra lo Stato e le regioni, tra la singola regione e una legge dello Stato o un decreto dello Stato. In questo caso però stiamo parlando di un decreto legge. La questione di legittimità costituzionale per violazione dei parametri costituzionali si può fare sul decreto, ma il decreto è provvisorio, ha una vita di 60 giorni, poi decade se non è convertito in una legge del Parlamento ai sensi dell'articolo 77 e 72 della Costituzione. Normalmente la prassi italiana prevede che non si facciano i ricorsi contro i decreti legge, ma si aspetti, nel frattempo si studia come scrivere, le leggi di conversione, anche perché la legge di conversione del decreto operata dal Parlamento può modificare il decreto stesso. In questo decreto ci sono molte norme che sono a dubbio di costituzionalità o potrebbero essere stralciate e potrebbero seguire la via ordinaria. Per esempio c'è una parte sulle scuole e sul personale, la parte finanziaria del titolo 3. Il vero contenuto di questo decreto sono gli articoli da 1 a 10, cioè il decreto Calabria in senso tecnico, quello che si applica proprio al potere del commissario ad acta nel chiedere e ottenere le verifiche straordinarie dei conti e degli equilibri finanziari. Lì probabilmente le modifiche ci saranno molto poche, salvo un punto, che è la durata di questo esperimento di politica finanziaria italiano fatto sulla base dell'articolo 119 e 97 primo comma, per il quale oggi il governo stabilisce la durata di 18 mesi.
Ma il Parlamento può allungare, può accorciare questo periodo in base alla sua volontà. Il Parlamento è sovrano, la Corte poi giudicherà principalmente la durata di questa legge, una legge a tempo determinato, e soprattutto la leale collaborazione fra Regione e Governo che commissaria ulteriormente la Regione. È una probatio diabolica? Sì, perché l'intesa va dimostrata, ci sono tempi molto risicati, 10 giorni per rispondere, per cui non è detto che il ricorso calabrese contro la legge di conversione del decreto Calabria sia accolta, e anzi molti sostengono, anche tra i colleghi di diritto costituzionale, che ci sono molti motivi sia per la inammissibilità sia per la infondatezza del ricorso. Quindi la legge è costituzionale nella parte impugnata. Poi bisogna vedere gli avvocati della Regione cosa scriveranno nel loro ricorso, perché non si impugna tutta la legge, si impugneranno delle norme specifiche che violano la competenza regionale. Parliamo adesso di cronaca giudiziaria, torniamo sull'operazione denominata Quinta Bolgia, perché sono state chiuse le indagini nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Sono state coinvolte 22 persone, fra le quali dipendenti dell'ospedale di Lamezia, funzionari dell'ASP di Catanzaro e politici, fra cui l'ex deputato Giuseppe Galati. C'è anche l'ex deputato del centrodestra Giuseppe Galati fra gli indagati dalla DDA di Catanzaro per concorso esterno in associazione mafiosa. La nuova accusa emerge dall'avvio di conclusione indagini notificato al politico e ad altre 21 persone nell'ambito dell'inchiesta denominata Quinta Bolgia, che nel novembre scorso portò all'arresto di 24 persone, fra le quali lo stesso Galati posto ai domiciliari. Il suo provvedimento fu poi annullato dalla Cassazione. L'inchiesta riguarda presunti illeciti nella gestione del servizio di ambulanze all'ospedale di Lamezia Terme. Galati è accusato di essersi attivato in più occasioni a favore della cosca Iannazzo Cannizzaro da Ponte e del sottogruppo Putrino, profondendo il suo impegno politico per l'assegnazione di gare, appalti o posti di lavoro, soprattutto nel campo sanitario, in cambio del costante impegno elettorale da parte degli esponenti della cosca a procurare più voti possibili ai fini dell'elezione, diventando sostanzialmente il politico di riferimento dell'Andrina. Secondo l'inchiesta, la cosca aveva instaurato nell'ospedale lametino un controllo totale, soprattutto negli spazi del pronto soccorso, con medici e paramedici sottomessi, un controllo reso possibile, secondo i magistrati della DDA di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, dalla compiacenza del management dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e all'aiuto di due politici, Galati e Luigi Muraca, componenti del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, sciolto nel 2017 per infiltrazioni mafiose. Erano l'anello di congiunzione fra il contesto ndranghetistico e la dirigenza dell'ASP di Catanzaro. Nell'inchiesta sono indagati anche l'ex direttore generale dell'ASP di Catanzaro, Giuseppe Perri, Giuseppe Pugliese, direttore amministrativo sino all'ottobre 2017, ed Eliseno Ciccone, già responsabile del SUEM 118 e ora destinato ad altro incarico. Dall'operazione compendio di 2 indagini è emerso che gli Iannazzo Cannizzaro da Ponte, grazie ai loro sottogruppi, avevano il controllo della fornitura di ambulanze sostitutive del 118, oltre che dei servizi di onoranze funebri, della fornitura di materiale sanitario e del trasporto di sangue e di altro ancora. Lasciamo la giudiziaria, parliamo adesso di reddito di cittadinanza, perché il Sud accelera, crescono infatti le domande, 900.000 in tutta Italia, dalla Calabria invece le richieste sono oltre 50.000. In aumento le domande per il reddito di cittadinanza, una misura partita un po' in sordina nel sud e in Calabria in particolare, ma negli ultimi giorni la situazione è decisamente cambiata. I dati che sono stati pubblicati dall'Istat evidenziano come anche nel sud, soprattutto in Calabria, nelle ultime 3-4 settimane c'è stata un'accelerazione repentina delle domande che sono state fatte per il reddito di cittadinanza.
Ad oggi nella nostra regione ci sono circa 50.000 domande di reddito di cittadinanza e di queste il 75% è stato accettato. Il maggior numero di richieste si è avuto in Campania. Per quanto riguarda invece la Calabria, le domande presentate sono pari al 7% del dato nazionale. In valore assoluto le richieste approvate in favore dei calabresi sono 36.000. In tutta Italia fino ad oggi sono state presentate 900.000 domande. C'è un'accelerazione impressionante che evidentemente riflette anche la capacità istituzionale di iniziare ad assorbire tutte le domande che provengono dai territori. Voi state elaborando i dati sulla base appunto dei dati che vengono forniti dall'INPS. Cosa viene fuori insomma da queste prime elaborazioni, prime letture, perché ancora è un work in progress? Beh sì, sicuramente è un work in progress, nel senso che ancora non abbiamo i dati individuali dei singoli richiedenti e là sicuramente ci sarà molto lavoro da fare sull'efficacia poi delle politiche in termini anche di capacità di far transitare i disoccupati nel mondo del lavoro, che poi è l'obiettivo principale della politica. Al momento attuale l'unica cosa che possiamo dire è che le domande sono relativamente ancora basse rispetto ad alcuni parametri che possiamo osservare. Per esempio, se consideriamo i disoccupati regionali nostri o quelli italiani di altre regioni, osserviamo che le domande sono circa il 20% del numero dei disoccupati. Ovviamente questo è un indicatore molto grossolano, perché lo status di disoccupazione è solo uno dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. Evidentemente però questo riflette anche il fatto che probabilmente noi stiamo scontando il deficit di informazione, secondo me, sul territorio per coloro che possono accedere a questo beneficio. La cronaca adesso: è stato estradato dalla Spagna Giuseppe Di Marte, il trafficante torna in Italia, era stato arrestato lo scorso 6 marzo in compagnia di Rosario Grasso, anche lui latitante, era fra i ricercati nell'ambito dell'operazione denominata Ares. Eccolo mentre è accompagnato da personale dello SCIP, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Giuseppe Di Marte, 31enne dei Cinque Frondi, è stato estradato in Italia, arrestato il 6 marzo scorso a Pozuelo de Alarcón, Madrid, in compagnia di un altro latitante, Rosario Grasso, capocosca dell'Andrina Cacciola Grasso, è già inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi. All'arrivo all'aeroporto di Fiumicino sono state espletate le formalità dell'arresto sul territorio nazionale e successivamente Di Marte è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria reggina. Di Marte era destinatario di mandato d'arresto europeo emesso dalla DDA di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione denominata Ares per associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione di armi, estorsione e riciclaggio, e prestava i suoi servigi all'interno del mandamento tirrenico come narcotrafficante di fiducia del Grasso. Secondo le indagini condotte dagli inquirenti, Di Marte ricopriva il ruolo di promotore, organizzatore e cofinanziatore dell'organizzazione finalizzata all'importazione di enormi quantitativi di cocaina dalla Colombia. La cattura dei 2 trafficanti è il risultato della stretta collaborazione fra le articolazioni e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in quanto dalle prime indagini del gruppo Carabinieri di Gioia Tauro, attraverso la sinergia operativa e il supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sono stati forniti tutti gli elementi utili che hanno consentito alla polizia spagnola l'identificazione e quindi l'arresto dei 2 superlatitanti. E l'allarme del Codacons adesso sull'appalto dei lavori di ammodernamento della ferrovia ionica. C'è pericolo di infiltrazioni mafiose. Presentata l'istanza alla Procura di Catanzaro, l'Associazione dei Consumatori chiede chiarimenti a Rete Ferroviaria Italiana, alla Regione e all'ANAC. Il Codacons ha già formalizzato istanza alla Procura di Catanzaro e all'ANAC affinché venga aperto un fascicolo. L'allarme dell'Associazione dei Consumatori riguarda un appalto sulla ferrovia ionica. L'impresa, che ha ottenuto l'appalto dei lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria e che dovrebbe realizzare sovrappassi e sottopassi, si tratta di un appalto di svariati milioni di euro, secondo la Procura di Reggio Calabria è infiltrata dall''ndrangheta
vietata. Questo quanto sostiene in una nota il Codacons. Si tratterebbe di una ditta del Cosentino che nell'ambito dell'indagine Camaleonte condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio sarebbe stata sottoposta a sequestro. Si tratta di lavori, spiega il Codacons, consegnati lo scorso 4 dicembre, quando nell'affollata cerimonia per la posa della prima pietra erano presenti molte istituzioni, segno della rilevanza dell'opera da realizzare. Oggi, conclude l'associazione, pretendiamo precisi chiarimenti proprio da Rete Ferroviaria Italiana, dalla Regione Calabria, dall'ANAC e dalla Procura per comprendere come questa azienda possa continuare a lavorare come se nulla fosse accaduto. L'ombra della criminalità organizzata su uno dei lavori infrastrutturali più importanti della Calabria e l'allarme del Codacons nel lungo ponte festivo del 25 aprile. A Vibo adesso per un incidente stradale avvenuto proprio lungo la statale 18, nel primo pomeriggio ferito un giovane. I testimoni raccontano di un incidente pericolosamente spettacolare e del motociclista parlano come di un miracolato. Dallo scontro frontale tra un'auto ed una moto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio alla periferia di Vibo Valentia, la scena ricostruita mette i brividi. L'incidente si è verificato lungo la statale 18 a Vena di Ionadi, di fronte alla rivendita di materiale di Colacchio, alle porte della città di Vibo Valentia. La moto, sbattendo contro l'auto, comincia letteralmente a volare 1, 2, 3 capriole, fino a quando non si ferma in prossimità di un muretto. I presenti, impauriti, allertano i soccorsi. Arrivano immediati i sanitari del 118 ed allertano l'eli soccorso. Il motociclista, un 37enne di Rombiolo, dipendente della stessa ditta ai lati della strada teatro dell'incidente, viene caricato con una diagnosi di varie fratture, soprattutto una scomposta ad una gamba, ma è parso lucido al momento della partenza in eli soccorso e non sarebbe, secondo le prime indiscrezioni, in pericolo di vita. In stato di shock invece l'uomo alla guida dell'auto, una Peugeot 308. Sul posto anche la polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e alla gestione della viabilità che ha subito inevitabilmente rallentamenti, ma il lavoro tempestivo degli uomini della polizia stradale ha consentito una veloce ripresa della viabilità per un'arteria particolarmente trafficata. Cambiamo argomento, la denuncia è delle associazioni. Mancherebbe un farmaco fondamentale per il trattamento dei malati di Parkinson. Malati di Parkinson in difficoltà, di punto in bianco, uno dei farmaci più utilizzati è sparito dalle farmacie italiane e calabresi. Il Sinemet, a base di levodopa più carbidopa, è un medicinale molto importante per i parkinsoniani. La metà dei pazienti italiani che assume levodopa, cioè quasi tutti, è costretta a prenderlo per tutta la vita come farmaco sostitutivo, cioè per integrare la dopamina cerebrale che manca a causa della malattia. Il caso è stato sollevato dai pazienti e portato all'attenzione del Ministro della Salute, dall'Associazione Italiana Parkinsoniani e dalla Fondazione Grigioni. Si tratta di un farmaco che in Italia costa poco, così poco che non esiste neanche un generico per la formulazione pronta 100+25, oramai introvabile. Gli organismi che difendono i malati di Parkinson contestano le motivazioni che hanno portato alla penuria del farmaco. È stato detto che la produzione di carbidopa è costosa e che l'azienda deve riorganizzare la produzione, ma sta di fatto, affermano, che all'estero, dove costa 2 o 3 volte di più, non manca. I pazienti, anche quelli calabresi, contattano gli specialisti a decine per sapere come possono sostituirlo e non è facile rispondere, visto che manca un preparato identico e la malattia di Parkinson può essere una condizione critica che mal sopporta i cambiamenti terapeutici improvvisi. Alla prima lettera del 7 aprile 2019 ha risposto l'AIFA, spiegando che il farmaco non è presente in modo continuativo nelle farmacie italiane e non lo sarà neanche in futuro, perché i generici del Sinemet sarebbero stati ritirati dal mercato, mettendo in difficoltà la fornitrice del farmaco di marca. Per le associazioni la vera motivazione è economica, tanto è vero che la combinazione levodopa-carbidopa non manca all'estero, dove i prodotti costano di più, e anche in Italia quando i due elementi sono presenti in farmaci dal prezzo più alto. L'Associazione Italiana Parkinsoniani chiede dunque al Ministro Grillo un intervento risolutore per le migliaia di malati che vogliono proseguire ad assumere il farmaco che hanno sempre preso con fiducia. Sinemet è un farmaco molto diffuso tra noi parkinsoniani. Io per esempio lo prendo, sono più di 20 anni che uso questo farmaco e quindi ha delle caratteristiche che insomma riesce a sopperire a dei sintomi molto fastidiosi, quali sono i sintomi del Parkinson, e quindi
trovarsi dall'oggi al domani senza fornitura è veramente stata una cosa molto scioccante in questo senso, nel senso che altre volte era successo per altri farmaci che non si trovavano, però sul territorio bastava spostarsi un po' fuori per fare rifornimento. Comunque è stata un'emergenza in quel caso che si è risolta subito. Invece questo sembra che le cose prendano un po' alla lunga e quindi il disagio è forte. Infatti molti associati si sono rivolti a me per sapere come orientarsi. I medici da parte loro hanno consigliato dei farmaci più o meno equivalenti, però si sa che insomma basta che cambi una molecola o qualcosa per cambiare l'effetto del farmaco. Ci spostiamo adesso a Campora San Giovanni, dove c'è stata l'assemblea dell'Unione Regionale Cuochi, numerose le iniziative per promuovere i prodotti e i piatti della nostra terra. Ad illustrare il presidente della Federazione Italiana Cuochi della Calabria, Carmelo Fabbricatore. Lo chef Carmelo Fabbricatore è il nuovo presidente dell'Unione Regionale Cuochi e della Federazione Italiana Cuochi Calabria. A Campora San Giovanni l'Assemblea regionale dei cuochi calabresi. Diverse le iniziative in programma per promuovere e valorizzare i prodotti e i piatti della nostra terra. Abbiamo in atto un progetto importante con la provincia di Cosenza, che è un Erasmus europeo, dove mandiamo 100 giovani a formarsi in 4 stati europei, e oltre a questo ci sono avviate altri importanti progetti di formazione. Già l'associazione cosentina ha iniziato il percorso nelle scuole alberghiere di tutta la provincia, ma oggi abbiamo presentato il progetto proprio di formare i professionisti di tutta la regione attraverso l'intervento di qualificati chef a livello nazionale, stellati e non, che tramite il loro apporto sicuramente crescerà tutto il sistema della professionalità in Calabria. La nostra Unione regionale deve sicuramente continuare a formarsi in modo adeguato per dare risposte positive al sistema turistico-ristorativo della regione anche fuori regione. Lo possiamo fare solo se c'è l'umiltà di continuare ad imparare il più possibile e se c'è la disponibilità ad oltrepassare anche i confini territoriali, approdando in quello che è un sistema lavorativo che non è più italiano nazionale ma è già europeo. A Cosenza adesso per parlare del divino in musica nell'ambito della rassegna I luoghi, la storia, la musica. L'Associazione Culturale Polimnia ha scelto il Duomo di Cosenza per il concerto di Pasqua. L'evento, dal titolo Il Divino in Musica, che fa parte della rassegna I luoghi, la storia, la musica, ha superato tutte le aspettative del numeroso pubblico, che per oltre un'ora è stato letteralmente rapito dalla suggestione delle note di Bach, Franck, Mari, Mascagni, Mozart, Tosti, Schubert e Verdi. Eccezionale il cast di artisti, che ha visto come protagonisti il soprano Sara Baratta e il tenore Stefano Tanzillo, che, accompagnati dal maestro Andrea Bauleo al pianoforte, hanno spaziato in un vasto repertorio di musica sacra. A completare il prestigioso cast è stato il coro Francesco Cilea di Reggio Calabria, diretto dal maestro Bruno Tirotta. La conduzione della serata è stata affidata a Rosa Cardillo, che in apertura ha invitato sul palco la presidente dell'Associazione Polimnia, Luigia Pastore, la quale, oltre a ribadire la mission della rassegna, ha dato il benvenuto alle tante associazioni culturali cittadine presenti, che hanno accolto con entusiasmo l'invito e confermato la bontà dell'ambizioso progetto culturale. In chiusura vediamo le previsioni del tempo.
Tempo stabile con temperature in netto aumento per via delle correnti di scirocco che continuano a spirare sul nostro territorio. Domani nubi sparse con possibili deboli piovaschi al mattino sul medio e basso Ionio, tendenza a miglioramento dal pomeriggio, temperature fino a 25 gradi sulla fascia tirrenica a causa dei venti di caduta, più fresco sulla fascia ionica. Domani mosso il Tirreno, molto mosso lo Ionio, venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.